occhi profondi, pieni di un severo giudizio fraterno. Ci guardano di là, dalla Lucania, da quella terra senza conforto e dolcezza, dove il contadino vive nella miseria e nella lontananza la sua immobile civiltà, su un suolo arido, nella presenza della morte. Così scriveva Carlo Levi nel suo famoso libro Cristo si è fermato ad Eboli, che ha rivelato agli italiani come poesia e come verità il mondo contadino del Mezzogiorno. La pittura di Carlo Levi, così ricca di interessi e di qualità espressive, è nei suoi quadri lucani l'equivalente figurativo del Cristo si è fermato a Eboli. Ha la stessa capacità di rivelazione, di scoperta, di semplice e potente verità. In essa quel mondo si rispecchia e si riconosce. Nel suo colore si ritrova il colore di quella terra antica, bruciata da tutti i venti, lavata da tutte le piogge. Il colore stesso del viso degli uomini e delle donne, il colore della fatica, della pazienza e del coraggio di vivere. Tra questi visi ci sono quelli di alcuni personaggi che conosciamo dal Cristo si è fermato ad Eboli. Le vecchie, i braccianti, i bambini con i vestiti del voto, incantevoli di grazia naturale e serissima, le giovani, le vedove, un mondo dolente e coraggioso. Da questo mondo di uomini, ricco di virtù umane, non è estranea alla morte, il cui senso è presente nelle argille bianche sotto l'ombra mutevole delle nuvole. Il morto più recente, pianto da un popolo intero, Rocco Scotellaro, il giovane grande poeta contadino, è qui sepolto. Si leva il lamento della madre, dei contadini, delle donne, e il pittore si china fraternamente dolente a questo lutto. Ma già qui, nel suo paese, a Tricarico, ritorna la festa di maggio, la festa di Sant'Antonio, la fiera degli animali, la processione.
Ma sotto gli usi antichi e la tradizione, un grande movimento di fondo, un nuovo senso di libertà va mutando a poco la vita, i pensieri, i gesti, l'aspetto stesso dei visi. Ecco gli uomini del Mezzogiorno, i contadini, la grande riserva di vita e di creazione poetica del nostro paese. Ecco i personaggi di Carlo Levi visti una volta per sempre nella loro viva realtà, nel loro carattere conquistato di persone umane. Ed ecco i bambini. Su una soglia che pare la porta del Mezzogiorno. Vicinati, pieni di vita ignorata e paziente, nei paesi bianchi in cima ai colli. Ecco Grassano come Gerusalemme, sulla sua montagna solitaria. Suonano campane, le campane dei greggi. È la festa di Sant'Antuono, dove, come si legge nel libro L'orologio, si ritrovano miti antichissimi di un tempo che non distingueva tra l'uomo e gli animali. I contadini sono travestiti. Come un gregge di vacche, scampanando e muggendo, salgono verso il santuario. Forse la prima origine del teatro, della sacra rappresentazione. Qui dove ogni cosa è reale e trova, quando si fissa nell'arte, la sua sicurezza e la sua esistenza. Nell'arte di Carlo Levi si fissa ed esiste la vita del Mezzogiorno. In questa strada, tra le povere case, i lamioni, tutti partecipano con il pittore alla nascita del quadro. È un interesse, un lavoro comune. I contadini riconoscono nel pittore uno dei loro, realmente, come essi dicono, il loro poeta. Un legame è tra gli uomini e le opere, fatto di intimanza. Con quegli occhi sono guardati, con questi occhi essi guardano.